Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Lascia l'ospedale la donna di 33 anni ferita da un colpo di fucile in piazza Nascea a Palermo. Asportati la maggior parte dei pallini da caccia che l'hanno colpita. C'è la mafia dietro gli spari contro la chiesa dello Zen. È convinto lo storico pentito di Cosa Nostra Santino Di Matteo, che non crede alla storia della violenza giovanile e di strada. Notte di Capodanno, divieto di botti in quasi tutte le città siciliane, un rito pericoloso soprattutto per gli animali. Associazioni e WWF ricordano che i festeggiamenti possono essere letali per i nostri amici a quattro zampe. Da piazza Stesicoro per le vie del centro storico di Catania, la marcia per la pace organizzata dalla Conferenza Episcopale. Don Ciotti, camminiamo insieme per scuotere le nostre coscienze. Tradizione e innovazione a tavola per il cenone di Capodanno, immancabili pesce e lenticchie, ma anche le bollicine per brindare al nuovo anno. Per la quarta volta consecutiva è Riccardo Torrisi, il vincitore della San Silvestro a Mare, tradizionale appuntamento di fine anno che si svolge nel borgo catanese di Ognina, una gara di nuoto bagnata però dalla pioggia. Calcio, il Palermo chiude un 2025 di luci e ombre, dall'arrivo di Poyampalo all'eliminazione dai play-off fino all'arrivo di Inzaghi per puntare al salto di categoria. In Serie C il 2026 per il Catania inizia con un nuovo colpo di mercato, atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto Giovanni Bruzzaniti. Ancora ben trovati e buona vigilia di Capodanno. Lo avete sentito in apertura, ha lasciato l'ospedale la donna di 33 anni ferita da un colpo di fucile la notte di 10 giorni fa in piazza Nascea a Palermo. I medici della chirurgia plastica hanno asportato la maggior parte dei pallini da caccia che l'hanno ferita, ma purtroppo non è stato possibile estrarli tutti. Manlio Viola. Trascorrerà il Capodanno a casa Valentina Peonio, la donna di 33 anni rimasta ferita da un colpo di fucile sparato, sembra accidentalmente, in piazza Nascea a Palermo la notte fra sabato 19 e domenica 20 dicembre scorso. La donna è stata dimessa dal reparto di chirurgia plastica dell'ospedale civico di Palermo, dove era stata trasferita subito dopo che i medici avevano sciolto la prognosi lo scorso 28 dicembre. In questi giorni sono stati asportati chirurgicamente la maggior parte dei pallini da caccia che l'hanno raggiunta quella sera, ma non tutti. Si valuterà soltanto successivamente se rimuovere alcuni di questi pallini di piombo che sono rimasti nel corpo della donna e solo per fortuna non hanno leso organi vitali. In questi giorni gli agenti della squadra mobile hanno comunque proseguito le indagini su Giuseppe Calì, il 21enne arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina e per aver sparato il colpo che ha ferito la donna quella notte. La versione fornita da Calì sul ritrovamento del fucile da caccia del 1800 in un cassonetto non è sembrata credibile agli investigatori e neanche al GIP Rosario di Gioia. Restiamo a Palermo, c'è la mafia dietro gli spari contro la chiesa dello Zen, è convinto uno storico pentito di Cosa Nostra, Santino Di Matteo, che non crede alla storia della violenza giovanile e di strada. Sentiamo. Palermo rischia un pericoloso ritorno al passato e gli spari contro la chiesa dello Zen sono un segnale che non va sottovalutato. Parola di Santino Di Matteo, pentito storico e padre di Giuseppe, il ragazzino assassinato da Giovanni Brusca proprio per punire il padre pentitosi. Per l'uomo di Cosa Nostra, ormai uscito da anni da quel mondo, la violenza di strada di questi mesi in città non è solo frutto di una classe di giovani violenti e drogati. Sarebbe in corso una campagna di reclutamento, di nuova manovalanza da parte di Cosa Nostra e questi giovani puntano a mettersi in mostra, a far vedere di essere in grado di commettere reati. Sullo Zen poi per Di Matteo quegli spari sono un messaggio al parroco che sta lavorando bene nel quartiere e dà fastidio e per questo viene invitato a farsi da parte. Più in generale, dietro ogni evento continua a esserci Cosa Nostra, secondo il pentito. I boss scarcerati come i Madonia o i Lo Piccolo non sono mai andati veramente via dai loro quartieri, restano dietro le quinte dopo la scarcerazione e mandano avanti altri, ma mantengono il controllo del territorio, hanno disponibilità economica e usano questi ragazzi come possibile manovalanza di domani per sostituire i picciotti che vengono beccati, che sono sempre di più e sempre più di frequente. E adesso a Tremestieri Etneo nel Catanese, assalto con esplosione al postamat di piazza Tivoli. 2 i banditi in azione con il volto coperto che sono fuggiti poi a bordo di un'auto. Eva Spampinato.
Un'esplosione in piena notte, l'ennesima rapina violenta a Catania. Questa volta a subire i danni di una coppia di banditi è stata la posta di Piazza Tivoli a Tremestieri e Tneo. Tra le 3 e le 5 del mattino 2 uomini col volto coperto hanno fatto esplodere la cassaforte di questo banco posta, facendo saltare in aria il sistema di sicurezza e fuggendo poi a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania insieme agli uomini della scientifica e agli artificieri per mettere in sicurezza l'area e avviare i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre resta ancora da chiarire l'entità del bottino. L'ufficio postale è rimasto chiuso al pubblico, un episodio che si aggiunge a una serie di rapine registrate nelle ultime settimane a Catania e provincia, alcune anche particolarmente violente, e che riaccende l'allarme sicurezza sul territorio. Parliamo dei botti di Capodanno. Nel siracusano sono stati sequestrati 320 kg di botti illegali e 5.000 petardi, mentre a Santa Venerina nel Catanese sono stati arrestati 3 uomini che trasportavano fuochi d'artificio abusivi. Intanto Protezione Animali e WWF ricordano che i festeggiamenti possono essere molto pericolosi per la salute e per la vita dei nostri amici a 4 zampe. Orazio Longo. Niente fai da te e non raccogliere i botti inesplosi. Il decalogo degli esperti sui festeggiamenti di fine anno tende a limitare i danni di un racconto che anno dopo anno tramanda storie di lesioni, traumi, amputazioni, se non ancora di peggio, ad adulti e bambini che incautamente si avvicinano all'uso di petardi e fuochi d'artificio. In fase di prevenzione si moltiplicano le ordinanze di divieto nei vari comuni, anche a Catania quella del sindaco Trantino, per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità. Ma non basta. I pediatri puntano l'attenzione ai disturbi respiratori dei più piccoli causati dall'inalazione dei fumi prodotti dai materiali pirotecnici, un fenomeno in aumento negli ultimi anni. Ma quello che accade tradizionalmente la notte del 31 dicembre non riguarda solo gli uomini. Ad essere coinvolti sono anche gli amici a 4 zampe. Dopo la morte di un cane a Firenze, ucciso per lo spavento dal rumore dei botti, il WWF rinnova l'appello a fermare i fuochi di Capodanno. L'ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, parla di panico e lancia un vademecum per aiutare gli animali domestici a superare la notte più spaventosa dell'anno. Preparare uno spazio sicuro, individuando una stanza tranquilla, lontana da finestre e rumori esterni. Non lasciare solo l'animale perché la presenza di una persona gli dà sicurezza, non sgridarlo e cercare di mascherare il rumore con parole o musica, mantenendo sempre un tono di voce calmo, sperando che tutto passi presto. I carabinieri hanno arrestato a Messina un 17enne accusato di detenzione abusiva di esplosivi. Sempre per restare in tema, i militari della stazione di Messina Bordonaro hanno trovato fuochi d'artificio, 64 candelotti di fabbricazione artigianale in un mezzo nella disponibilità appunto del giovane. Il materiale sequestrato è stato esaminato e messo in sicurezza dagli artificieri del comando provinciale di Palermo, che hanno accertato la pericolosità dei botti. Il minore è stato portato in un centro di prima accoglienza. Cambiamo argomento. A Catania, la 58esima edizione della Marcia Nazionale per la Pace, organizzata dalla Conferenza Episcopale. Striscioni, bandiere e tanta partecipazione nel centro storico. Don Ciotti ha detto: camminiamo insieme per scuotere le nostre coscienze. Tonino De Mano. Il tema della pace è decisivo, ma non sia slogan. Le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa, che in videocollegamento ha partecipato alla 58esima Marcia Nazionale della Pace, risuonano anche sulle strade di Catania. Ombrelli aperti, striscioni e tanta partecipazione in un momento in cui ci sono ancora troppi conflitti e tensioni. Ma la voglia e il desiderio di pace si traducono in gesti concreti, in un linguaggio appropriato e di fede, come spiega Don Ciotti. Questo nostro camminare insieme per scuotere sempre di più le nostre coscienze, la nostra responsabilità e il nostro impegno, ma anche per essere un segno per altri che i temi della giustizia, della legalità, della dignità, della libertà, della pace hanno veramente bisogno del contributo di tutti. Concetto ribadito da Monsignor Giovanni Ricchiudi, presidente di Pax Christi. Chiediamo un cambio di strada, un cambio di marcia. Ecco, se le strade rimbombano o rischiano di rimbombare di nuovo dei passi pesanti dei soldati, dei carri armati, noi invece preferiamo indicare un cambio di strada, un cambio di marcia dei viandanti di pace così pacifici. Verità e giustizia come vie di pace e disarmo. Il cuore pacifista batte nel cuore di Catania.
E adesso parliamo di questa notte, parliamo soprattutto di tavola per il cenone di Capodanno, immancabili pesce e lenticchie, tradizione e innovazione a tavola per iniziare al meglio l'anno nuovo. Veronica Barbarino. Il conto alla rovescia per la notte di Capodanno è iniziato, sale prenotate da settimane e menù studiati nei minimi dettagli. Chef e brigate di cucina lavorano senza sosta, mentre in sala si cura l'atmosfera. La sala apparecchiata con i posti a sedere per tutti e il cibo verrà servito a buffet, distribuiti in entrambe le aree. Ci saranno bollicine, vini bianchi e rossi. Si punta sui piatti della tradizione italiana, ma con un tocco di originalità. Dal bollito misto al cocktail di gamberi, al classico vitello tonnato, alle patate duchessa, piatti che comunque hanno fatto un po' la storia dell'Italia e che a noi oggi piace rivivere in chiave leggermente un po' più moderna e tradizionale. E ovviamente non possono mancare le lenticchie. Simbolo di fortuna e prosperità, sono obbligatorie per garantire un sereno anno. E accanto ai grandi classici, i dolci della tradizione italiana. Tra cui tiramisù, profiterol e la torta della nonna con crema pasticcera. In questo momento stiamo riempiendo i profiterol. Tra convivialità e brindisi di mezzanotte, importante è la voglia di condividere sorrisi, emozioni e nuovi inizi. Auguri per un felice anno nuovo pieno di dolcezza. A Catania questa mattina sotto la pioggia battente si è rinnovato l'appuntamento con la San Silvestro a mare. Quarta vittoria consecutiva e record per Riccardo Torrisi. Tra gli spettatori c'era anche il sindaco trantino che ha annunciato l'ultima edizione con il ponte di Ognina che presto sarà abbattuto. Sentiamo. Più un'impresa sportiva che goliardica, soprattutto per le condizioni meteo, con la pioggia protagonista dell'edizione 2025. Riccardo Torrisi batte anche le intemperie e cala il poker, ovvero mette il suo nome per la quarta volta consecutiva nell'Albo d'Oro della San Silvestro a mare, tradizionale appuntamento che si rinnova dal 1960, fermato solo per 2 anni dall'emergenza Covid. Riccardo, palanotista in forza all'Ortigia, taglia il traguardo, mentre noi ci districhiamo tra spettatori e indomiti concorrenti. Il fiatone è tanto, la soddisfazione è altrettanto, un bacio e sono 4. Sì, assolutamente. Quest'anno è stato con un tempo un pochettino più difficile, però ci piace lo stesso e partecipiamo e siamo presenti. Le tue sensazioni? Le mie sensazioni, ogni anno, questo è il quarto, sono sensazioni sempre più belle e l'emozione è sempre unica, quindi... Tra gli spettatori il sindaco Enrico Trantino. Tutti quanti volevamo vedere la performance di questi eroici nuotatori e avevo pensato di tuffarmi pure, però in effetti mi sono reso conto che l'ultimo bagno l'ho fatto a metà agosto, quindi ho detto no, non se ne parla assolutamente. Che sia un 2026 come tutti quanti lo desiderano. Starter d'eccezione il presidente Fin ed ex assessore Sergio Parisi. Sono certo che la prossima edizione sarà col sole che spaccherà le pietre, sempre con più atleti. E già si pensa all'edizione 2026, magari con il sole, ma con una grande novità, la svelano proprio Trantino e Parisi. E tra l'altro potrebbe essere anche questa un'immagine storica, perché non è escluso che l'anno prossimo questo ponte non ci sia più, visto che a gennaio cominciano i lavori, e questa è la cosa che abbiamo fortemente voluto con Sergio. Mancherà il ponte, non certo l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. Restiamo a Catania per vedere lo spettacolo dei dervisci rotanti dedicato al maestro Franco Battiato. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. È lui che ce li ha fatti conoscere, il maestro Battiato, mettendo i dervisci rotanti insieme alle balinesi e ai danzatori bulgari. Tutto ruota intorno alla stanza, come questa danza ipnotica al suono di flauti e tamburi. 4 dervisci e 8 musicisti, un ensemble turco capitanato da Suleyman, legato per anni a Battiato da amicizia. Ci siamo conosciuti nel 93 e da allora abbiamo avuto sempre una profonda connessione, racconta. Battiato amava molto la nostra musica, il flauto ney che suono io e la filosofia sufi. Anche le sue canzoni sono piene di filosofia. Io sono sempre stato un suo fan.
Le braccia aperte come ali, una mano rivolta al cielo e l'altra a terra. I dervisci girano in senso antiorario, prima piano e poi sempre più velocemente, fino a compiere 30 giri al minuto. L'allenamento è molto duro, si comincia con delle tavole di legno e ci vogliono almeno 2 anni per abituarsi alle vertigini. Questo è l'allenamento fisico, poi c'è anche quello spirituale, per correggere se stessi e credere in Dio. Un rituale sacro antichissimo, dichiarato patrimonio dell'umanità, così solenne da lasciare perplesso parte del pubblico, che affascinava molto invece Battiato, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni, una tappa fondamentale nella sua ricerca della verità, il suo centro di gravità permanente. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio, ripercorreremo questo 2025 per quanto riguarda il Palermo, ma anche il Catania, dove ci sono anche delle novità di mercato. Restate con noi. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati, un 2025 di luci ed ombre per il Palermo, dall'arrivo di Poyampalo all'eliminazione dai play-off, e poi c'è stato l'arrivo di Inzaghi e la chiusura al 4° posto, ma i rosanero sperano che il 2026 possa essere l'anno della svolta. Marco Gulla. 3 foto che vanno a sintetizzare in breve il 2025 del Palermo, un anno ondivago per i colori rosanero. L'arrivo di Joel Poyampalo nel mercato di riparazione sembrava poter essere la svolta per la corsa verso la promozione diretta, ma così non è stato. Il Palermo tra alti e bassi si è qualificato ai play-off, ma prima gara al Menti di Castellammare la Juve Stabia ha dominato e sbattuto fuori i siciliani. Il terzo crocevia del 2025 rosanero è sicuramente l'approdo di Pippo Inzaghi, colui che nel 2026 dovrà provare la grande impresa, ovvero condurre il Palermo alla Serie A. Un primo risultato Inzaghi lo ha già raggiunto, ovvero quello di mantenere il rosanero in prima classe, ma davanti corrono forte, e se il Palermo vorrà mantenere i ritmi di Venezia, Monza e Frosinone dovrà certamente fare qualcosa in più e non perdere punti per strada come già successo in diverse gare di questo campionato. L'arrivo di Carlo Osti come direttore sportivo ha certamente dato garanzie e quella solidità dirigenziale che mancava con i suoi predecessori. Osti ha condotto ottime sessioni di mercato e dovrà ancora una volta superarsi in quella imminente di gennaio. Brunori è ormai con le valigie in mano e in attesa del check-in per volare a Genova, sponda blu cerchiata. L'attaccante lascia il Palermo in prestito secco, operazione opinabile, considerato che un giocatore come Brunori poteva essere la chiave per altre trattative in entrata. Al posto suo potrebbe arrivare Pierini dal Sassuolo, difficili le piste che portano a Tramoni e Moreo. In difesa è invece ancora un rebus, il possibile ritorno di Magnani. In Serie C il Catania chiude per Bruzzaniti nelle prossime ore le visite mediche, poi l'annuncio. L'attaccante ex Pineto sostituirà l'infortunato Cicerelli. Marco Carli. Giovanni Bruzzaniti al Catania, atteso per le visite mediche dopo l'ufficializzazione all'apertura del mercato. Poi il giocatore sarà a disposizione di Toscano, in teoria già per la partita con il Foggia. Gli ultimi colloqui fra le società, Catania e Pineto, hanno portato a limare i dettagli anche su alcuni bonus per la società abruzzese. In totale l'operazione sfiora i 500.000 euro. Per il giocatore 3 anni e mezzo di contratto. D'Andrea, in una trattativa slegata, ora in prestito al Pineto, sarà acquisito definitivamente dagli abruzzesi per una cifra vicina ai 70.000 euro. Bruzzaniti era il giocatore indicato per prendere il posto di Cicerelli dopo il brutto infortunio rimediato dal numero 10 con il Latina. Le ultime stagioni sono state di grande livello per l'attaccante, classe 2000, 15 gol, 6 assist nel 2024-2025, 9 reti, 8 assist nella prima metà di quest'anno, e adesso l'arrivo in una piazza importante dove di certo il giocatore vorrà conservare lo stesso ritmo. Tutto più difficile ma anche con ambizioni diverse. Il primo squillo è del Catania, la lotta per il vertice in attesa di ritrovare le avversarie dirette sul campo è e sarà anche sul mercato. E adesso ripercorriamo questo 2025 del Catania.
La fotografia del 2025 del Catania la scatta la Lega Pro, 66 punti totali. Nell'anno solare rossazzurri primi davanti a Benevento e Cerignola. Nella stagione scorsa non c'era la Salernitana, in cima il dato resta significativo. È passato un anno, dalla fine del girone d'andata della scorsa stagione alla fine di questa. Il Catania è passato da un'anonima posizione di metà classifica a fine 2024 al primato di fine 2025. Un'altra vita, perché al di là della classifica il 2025 è l'anno della crescita nel segno delle differenze nei numeri, come detto, ma anche delle analogie e dei progetti condivisi. Il Catania ha cominciato e finito l'anno con lo stesso allenatore, Toscano, un segno di continuità, come una società che cresce, temprata anche dagli errori del passato, con nuove figure, con ruoli definiti. Il finale della scorsa stagione è stato comunque inattivo. Col Pescara sarebbe bastato un gol in più o uno in meno subito per avere la meglio sulla squadra che poi sarebbe stata la vincitrice dei play-off. La società è ripartita contro un nuovo avversario che era stato a Catania. Una sfida costante sul mercato. Ai colpi della Salernitana, il Catania risponde irrobustendo in ogni ruolo un gruppo già valido. L'avvio, fatta salva l'eliminazione dalla Coppa, è importante. Poi arriva la debacle di Cosenza. Il Catania impara dai suoi errori. In casa è una macchina perfetta. Fuori casa qualche intoppo, come a Casarano, ma anche alcuni approcci decisi che indirizzano i match. Il risultato è il primato, seppur in coabitazione. Il tutto, mentre la società, altro dato di questo 2025, riprende possesso di Torre del Grifo, la casa del Catania dove i rossazzurri torneranno nel 2026. Progetti in campo e fuori e fiducia. C'è un obiettivo da coltivare. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Da domani 1 gennaio i pedaggi delle autostrade A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania subiranno un aumento pari a 1,5% a seguito del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture su tutta la rete autostradale italiana. Noi ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata, una buona vigilia di Capodanno e un buon 2026.